Il piazzale dell'ospedale di Jesolo ha un nuovo look, più posti auto, nuova pavimentazione, nuova viabilità e uno sguardo al futuro, considerato che è fornito di nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, il tutto con un investimento di 201.000 euro. È fondamentale aver potuto riqualificare questo accesso, quindi sistemando la viabilità e rifacendo anche tutta la parte, la ripiantumazione del verde e soprattutto l'area a parcheggi. Un progetto che è partito col dottor Bramezza e che oggi consegniamo alla città di Jesolo e all'ospedale. Illuminata tutta l'area di 2600 m² con la presenza di lampade a basso consumo energetico e a ridotto inquinamento luminoso. Il parcheggio ora può ospitare più veicoli grazie alla disponibilità di 50 posti auto, di cui 6 riservati a persone con disabilità e 3 per donne in gravidanza o mamme con bambini piccoli al seguito. Più ovviamente l'area riservata alle biciclette. Ecco, ma soprattutto la parte interessante è che di fronte all'ospedale non ci sono le macchine posteggiate, quindi le persone possono anche sostare qui senza alcun impedimento, possono anche i pazienti, quando l'ospedale di Jesolo riprenderà la sua normalità, fare anche 2 passi all'esterno. Ma i cantieri non chiudono lungo via Levantina, è il primo cittadino a spiegarne le ragioni. Sappiamo che tra l'altro a breve inizieranno i lavori del nuovo ingresso, qui parcheggi eccetera, anche all'esterno oltre che all'interno, quindi fra qualche mese partiranno i lavori che il progetto è già in fase di definizione.